La ricetta si chiama, cioè il racconto si chiama Ferragosto Campidanese e fa così. Quando qualcuno gli chiede di dove sei te, il ragazzo ovviamente risponde sono sardo. Qualche volta la cosa finisce lì. Qualche volta invece l'interlocutore a quel punto sorride, perché la Sardegna ce l'ha nel cuore. E allora non può accontentarsi e chiede ma sardo de dove di preciso? E il ragazzo subito un paese in provincia di Cagliari, guarda, un paese piccolo, non lo conosce nessuno, che poi non è nemmeno vero che è piccolo il suo paese, sono 7.000 abitanti, in Sardegna ce n'è intanto per dichiararsi provincia, solo che davvero non lo conosce nessuno. Ma il fatto è che l'interlocutore la Sardegna ce l'ha nel cuore, anzi qualche volta aggiunge dopo un momento oh, io pure so sardo, perché pur essendo nato e cresciuto a Zagarolo o a Cinecittà o a Grottaferrata ha uno zio di Cuspini, o perché sua zia aveva una zia di Ortacesus, perché suo cugino è cresciuto a Pirri, perché lui ha avuto una fidanzata di Cossoine o una fidanzata con una mamma di Luna Matrona, perché è stato in vacanza 10 anni di seguito a Villa Simius, perché suo nonno ha fatto il militare a Perdas de Vogo e ce l'ha sempre avuta nel cuore Perdas de Vogo, e anche a suo figlio e a suo nipote ha trasmesso l'amore per Perdas de Vogo. Allora il ragazzo alla fine lo dice, il nome del suo paese, 3 sole lettere, Uta. E il suo interlocutore a quel punto sempre scuote la testa e dice no, devo dire non lo conosco, quasi sempre, perché quella sera, una sera di fine luglio di un anno qualunque degli anni 10, quella sera, una sera dolce come non mai, quella sera invece la ragazza con gli occhi azzurri che era al bar con lui gli disse, quando sentì la risposta del ragazzo, quando sentì il nome del suo paese, disse ah sì, lo conosco, Uta, è vero che del piatto tipico nel paese tuo fanno il porcetto cotto sotto la cenere? Certo, dice il ragazzo e pensa, ma è tagazzo, ma non lo dice. Perché lei ha gli occhi azzurri, è carina, è simpatica e intelligente. Prima scendendo dalla Vespa il ragazzo ha sentito il suo odore, era buono, i capelli, la pelle. E dunque, se lei vuole che a Uta si cucini il maialetto sotto la cenere, così sia. Se lei ci tiene che Uta sia la culla della sardità e non un anonimo paese quasi compreso nell'area vasta metropolitana, così sia. Ma per Ferragosto, sta chiedendo la ragazza, chiara la sua pelle, piccoli seni, verde maglione girocollo che le cinge il collo, profumato collo adornato di aurea collanina. Per Ferragosto precisamente, cosa cucinate nel paese tuo? Il ragazzo sospira, chiude gli occhi, si concentra. Non me ne frega niente di lei, pensa. Adesso le dico la verità, pensa. Ovvero che a Ferragosto suo padre da sempre cucina spaghetti allo scoglio e orate al forno, un'insalata leggera come contorno e il gelato papaya e avocado, artigianale perché suo padre è uttese, di famiglia uttese da migliaia di anni, suo padre ama il gelato papaya e avocado alla follia. Adesso le dico la verità, pensa il ragazzo con gli occhi chiusi e le palle sardamente scese. Pazienza per questa qui, carina carina, simpatica simpatica, intelligente intelligente, buono il suo profumo, pazienza. Poi apre gli occhi, la rivede, lei sta sorridendo e pensa, va bene, a Uta per Ferragosto. Prima di tutto non è vero che mangiamo il maialetto cotto sotto la cenere, quello si mangia a inizio estate, quando le madri di famiglia campidanesi, nella mitezza del sole di fine giugno, amano accendere robusti fuochi nei loro giardini, scavare delle profonde buche sotto i rosetti e le azalee, infilarci le braccia ai maialetti sanguinanti per cucinare il piatto tipico di Uta, ma di inizio estate. A fine luglio e soprattutto per Ferragosto da noi si cucina il muflone, cacciato come lo cacciano solo in Campidano. Funziona così: si organizzano squadre di utesi con componenti estratti a sorte dalle principali famiglie del paese, il Murtas, gli Urgu, i Sanniu, il Cucculu. Si scelgono gli uomini più robusti, agili e pelosi. Il caposquadra viene scelto di solito dalla famiglia con +1 nel cognome. I cacciatori sono coperti di pelli di cervo sardo, il viso pitturato con delle bacche di mirto nero. Poi si parte verso caccia a bordo di traccas antichissime. Il viaggio dura 16 ore perché le traccas sono cariche di archi, frecce con la punta di ossidiana, muletti di bronzo, nuraghe di sughero, stracolme di acquavite, la bardente. E nelle pause del viaggio si accendono, sfregando virilmente dei ligneti di perasto selvatico, dei fuochi propiziatori dove vengono cotte delle seadas, ma non condite col miele come negli agriturismo per fighetti, no,
con crema di caglio di capra aromatizzato a lentisco, una ricetta tradizionale che si fa solo a Utta, a Sinna e a Luna Matrona, Pilituniedu lo chiamiamo. Lo fanno anche in qualche ristorante biologico della costa barbaricina, ma non è buono come a Utta. E insomma, infine si arriva in monte, ci si apposta e poi via, per un giorno e una notte a correre come si è sempre corso nei secoli dei secoli, tra ulivi, quercia, spodelli, oleandri, a rotolarsi nel sottobosco, strisciando nella merda di daino per coprire il proprio odore, quello di fritto del Pilituniedu, e prepararsi all'arrivo del muflone. E poi, quando è il momento, zac! Ma non sparando col fucile, perché altrimenti che ferragosto tradizionale sarebbe? No, a morsi. Bisogna ucciderlo il muflone perché poi venga bene quando lo cuoci. Si fa così. Quando passa il muflone, 4 utesi si buttano su di lui dai 4 lati, nello stesso momento, velocissimi, e lo tengono stretto, lo immobilizzano. Un quinto gli va davanti e gli dà una testata, fronte contro fronte, capisci? E un sesto utese via alla gola, un morso e via, steso, svenuto, morto il muflone. Poi si torna in paese con il SUV del sindaco e del vice sindaco, lo si cuoce sotto la cenere che le donne utesi hanno nel frattempo tenuto in caldo per 2 giorni e 2 notti, spendendo una fortuna in legna. Insomma, la tradizione è tradizione. E a quel punto sottoterra, muflone e braci, tutto assieme, capisci? E in 3 ore è cotto. Ecco, amica mia, questo è il ferragosto utese. La ragazza lo guarda a bocca aperta, lo scuote la testa. Ma che è davvero? Guarda, giuro, sullo scudetto di Sciriva. Mi pare che mi stai piglia per culo. Ascolta, andiamo a casa che c'ho le foto, te le faccio vedere, tanto abito qui vicino e in Vespa sono 2 minuti. Mirto ce n'hai? Mirto? Ma cosa Mirto, che è una cosa da fighetti continentali? Liquore di lentisco c'ho, quello buono, lentisco rosso di Monte Codingiu del Campidano di Utta. Ma è buono, buono. Ascolta, lo sai cosa diceva sempre mio nonno Pier Gavino Scrojau? D'estate non strafare, bevi poco, bevi bene, bevi sardo, bevi sano, bevi solo Campidano. Grazie, grazie di cuore.